Carni appunto là, ci troviamo a Trieste per la presentazione della stagione invernale di Promotour, con noi l'assessore Federica Seganti, alla quale chiediamo quanto conti Promotour all'interno della strategia regionale per il turismo invernale, anche alla luce dei buchi che aveva generato nella gestione economica precedente. Sicuramente aver fatto uno sforzo di 3 milioni di euro in una finanziaria che per la Regione è una finanziaria molto così contenuta significa che crediamo fondamentale il ruolo di Promotour per quanto riguarda soprattutto la gestione dei poli turistici, quelli alpini e quindi per quello che riguarda la stagione invernale in termini turistici. È una stagione che avrà anche quest'anno tantissimi eventi che portano un movimento turistico di incoming un po' su tutto il nostro arco alpino e questo permetterà anche quest'anno insomma di avere una stagione turistica buona. Una novità: ha annunciato prima in conferenza stampa che Promotour comincerà a farsi carico pian piano anche di alcuni eventi fuori stagione ordinaria per ciò che concerne la neve, ovvero in estate. Sì, noi pensiamo di utilizzare anche la cosiddetta capacità produttiva e le competenze di Promotour che ovviamente si liberano al massimo della loro capacità durante il periodo invernale di poterle utilizzare anche nel periodo estivo. Questo permetterebbe sostanzialmente anche di recuperare un po' di costi e di permettere a tutta la regione di beneficiare di alcuni aspetti organizzativi in cui Promotour, anche con l'organizzazione di grandi eventi, pensiamo alle Coppe del Mondo di sci o alle Universiadi, ha saputo patrimonializzare un know-how che potrebbe offrire anche ad altri territori regionali.